Siamo in via del Carmine, la zona del centro storico di Favara, dove 14 anni fa, era la mattina del 23 gennaio 2010, è successa una tragedia che ha cambiato Favara non solo dal punto di vista urbanistico con l'abbandono totale del centro storico, ma anche dal punto di vista sociale. Ovvero la tragedia di Via del Carmine, dove trovarono la morte le sorelle Bellavia. Quella tragica mattina la voce si è subito sparsa e in Via del Carmine sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale, il sindaco, è arrivato anche l'arcivescovo di Agrigento, tutti lì con il fiato sospeso, con il cuore in gola per cercare di avere subito buone notizie. Notizie che purtroppo non arrivarono in quanto le due sorelline Bellavia persero la vita. Tutta la città partecipò ai funerali che il pastore della chiesa agrigentina, Don Franco Montenegro, in segno di protesta non volle celebrare. Modesta, pulita, perde Marianna e Chiara Pia. Papà, mamma e Giovanni superstiti di una tragedia come poveri cristi in croce. Ci inchiniamo da questo momento dinanzi al vostro dolore immenso e dignitoso. La tragedia fece il giro d'Italia, venne ripresa da tutti i mass media nazionali che in forza arrivarono a Favara per raccontare la morte delle piccole Marianna e Chiara Pia Bellavia. Scoppia anche lo scandalo delle case popolari, 56 alloggi costruiti 10 anni prima e mai assegnati, che nel frattempo furono vandalizzati e semidistrutti. La Procura della Repubblica apre un'inchiesta, si fa uno screening del centro storico favarese, i numeri che vengono fuori sono davvero drammatici, oltre 200 abitazioni vengono segnate con il rosso, sono da mettere in sicurezza o meglio da abbattere. Iniziano le demolizioni, si ergono transenne e si chiudono strade e interi quartieri. Ma la vita continua, anzi si rilancia. Favara è desiderosa di riscatto. Prendono forma Farm Cultural Park, Alba Palace, riapre lo storico Caffè Italia ed altre tantissime iniziative. Dal punto di vista tecnico si costituisce l'Ufficio Emergenza Centro Storico, una task force composta da 15 tra tecnici e amministrativi, ma che non è mai diventata operativa. Anche il Consiglio Comunale istituisce una commissione speciale sul centro storico, commissione ricomposta anche in questa sindacatura. Sono state effettuate diverse riunioni, ma di concreto pare non ci sia niente. Rimane in aria anche il progetto di riqualificazione della zona di Via del Carmine, che vede insieme pubblico e privato. L'iter era iniziato nel 2013 sotto la sindacatura di Rosario Manganella, con la partecipazione ad un bando regionale per la riqualificazione urbana di centri storici. Intervento cofinanziato da Stato, Regione, Comune e ditta privata. Intervento che interessa un'area urbana di circa 5.000 metri quadrati, con la realizzazione di 6 alloggi a canone sostenibile, 12 alloggi di edilizia privata ed ancora opere di urbanizzazione per una spesa complessiva di circa 3.600.000 euro, di cui oltre 600.000 euro di cofinanziamento pubblico. L'inizio dei lavori con la posa della prima pietra da parte della sindaca Anna Alba è datato 15 giugno 2020, poi lo stop. A 14 anni di distanza quella cartolina purtroppo è sbiadita, i ricordi si sono affievoliti e si allontanano sempre più, ma l'immagine del degrado e dell'abbandono rimane ben visibile. Il prossimo 9 febbraio, su richiesta di diversi consiglieri comunali, si terrà una seduta straordinaria ed aperta del Consiglio Comunale di Favara, dove sarà presente anche il prefetto di Agrigento, con all'ordine del giorno la discussione sullo stato di degrado del centro storico, per impegnare l'amministrazione comunale a costruire un tavolo tecnico per la redazione del piano di recupero e la realizzazione di progetti di riqualificazione.